la scelta del colore di una regione e quindi dei divieti non dipende dalla politica né nazionale né regionale, ma dalla scienza. La politica dei colori la fa la scienza. Oggi è il Comitato Tecnico Scientifico a stabilire che il Veneto entra in zona arancione. L'RT, l'indice di contagio, sentenzia che in Veneto ogni malato di coronavirus infetta a sua volta 0,97 persone, ma a pesare è anche il numero dei nuovi casi positivi, che in Veneto è di 927,36 ogni 100.000 abitanti. Il governo firma così la nuova ordinanza che entrerà in vigore da domenica 10 a venerdì 15 gennaio, data in cui scadrà il DPCM. Nel decreto successivo verranno poi valutate eventuali proroghe. Intanto però l'ingresso in zona arancione comporta ulteriori restrizioni per i cittadini, ma ancor di più per le attività produttive con bar e ristoranti che vengono condannati a una clausura ancora più stretta. La speranza primaria è che si possa ragionare in termini di ristori, soprattutto per le attività che saranno chiuse come bar, ristoranti e altre attività. E quindi è importante che in termini di ristori arrivino i risarcimenti giusti e gli indennizzi appunto per i danni provocati dalla chiusura. Il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, chiede che arrivino gli indennizzi a chi deve tenere le serrande abbassate. Purtroppo però oggi le risposte di un governo finito nelle paludi della crisi politica arrivano a rilento, ma le attività produttive non possono più aspettare, come ammette anche il sottosegretario al Ministero dell'Interno, Achille Variati. Uno degli atti urgenti del governo è approvare un nuovo decreto con un nuovo stanziamento, con un nuovo scostamento di bilancio che permetterà di inserire denaro fresco da passare a tutte le attività che vengono chiuse.